Buona giornata, si apre una nuova settimana e sempre più vicini al Natale. Si apre una nuova settimana fatta di avvenimenti che si sono conclusi nel weekend appena trascorso, sempre naturalmente seguiti per voi dalla nostra redazione www.venetoglobe.com. Per quanto riguarda le produzioni le potete trovare anche in modalità on demand sui nostri canali Facebook e YouTube, mentre per quanto riguarda il digitale terrestre ricordatevi il canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda appunto Veneto e Friuli Venezia Giulia potete scoprire e sintonizzare sul canale 95. Cominciamo a parlare di sci perché nello sci ritorna sul podio maschile l'italiano Gross, che è giunto terzo, complimenti a lui. Le donne in Svizzera brillano con la Brignone anche nel parallelo. La Superlega di pallavolo maschile invece con la vittoria di Perugia per 3-1 contro Modena per quanto riguarda la pallavolo e la Superlega, Padova che perde in casa 3-0 contro Civitanova, freschi campioni del mondo, mentre ha riposato l'altra veneta, ovvero il Verona. Dalla pallavolo maschile a quella femminile il passo è breve. Nella 1 femminile Conegliano Limoco ha vinto con Chieri al Palaverde 3-0 e subito dopo la partita ha festeggiato il mondiale. Eccole qui Asia Volos e poi tutte le altre giocatrici appunto della formazione di Limoco che ha festeggiato di fronte al proprio pubblico al Palaverde l'altra sera. Un mondiale che si aggiunge naturalmente ai traguardi prestigiosi già raggiunti dalla giovane società di Piero Garbellotto e Pietro Maschio, in testa al campionato con 3 punti di vantaggio. Le Pantere non si fermano qui però perché adesso diventano con la dicitura Carraro, Imoco, Conegliano e vanno a Nantes in Francia per la Champions che si disputerà domani sera alle ore 19:30. Sempre nella pallavolo, nella A3 pallavolo maschile per il Motta di Livenza contro l'Invent San Donà c'è stata la vittoria, il ritorno alla vittoria per 3-0 e ora prima di Natale ci sarà la trasferta contro il Trentino. In Serie C invece lo SPES Team Conegliano ed è la pallavolo femminile di Conegliano, della cittadina del Cima, ha riposato e ne ha approfittato il CUS Venezia per portarsi a pari punti in classifica. Andiamo in A1 adesso per quanto riguarda il basket, dove la Virtus Bologna continua ad rimanere in testa con 22 punti in classifica, ha perso Treviso a Cantù per 77-74, 77-74 e andiamo a sentire come di consueto l'obiettività di Max Menetti nella sua sintesi della partita. Siamo particolarmente delusi e anche frustrati perché noi abbiamo fatto spesso delle partite fuori casa simili e non riusciamo a invertire questa tendenza, soprattutto la cosa più negativa è questa incapacità che abbiamo nel gestire dei grandi vantaggi fuori casa perché creiamo veramente tanto, la verità è che spesso diamo l'idea veramente di dominare la partita, poi dopo improvvisamente viviamo invece di insicurezze, di cose fatte di poca energia. Questa partita invece eravamo stati bravi perché eravamo comunque riusciti poi dopo a giocare bene punto a punto negli ultimi 5 minuti e purtroppo abbiamo commesso da un lato 2 ingenuità difensive, dall'altra abbiamo sbagliato il possesso per vincere la partita e dopo quando si gioca punto a punto naturalmente dopo cambia tutto con un possesso o con una difesa o un attacco fatta nella giusta maniera. Quindi siamo dispiaciuti naturalmente, vuol dire che ancora non è abbastanza quello che facciamo per vincere una partita in trasferta e dobbiamo assolutamente fare qualcosa di più a partire dalla prossima che sarà con Brindisi. Prima adesso avremo qualche giorno di pausa, speriamo che l'infortunio di Nikolic, che purtroppo non ha giocato il finale perché ha avuto un problema a una costola, non sia una cosa grave perché non ne avremo bisogno, però insomma del resto continuiamo a lavorare meglio. Questo Max Menetti, tecnico coach della TVB. Venezia, l'Umana, ha perso di 1 in casa contro Milano, mentre il prossimo turno vedrà Treviso, la TVB De Longhi, riposare nella prossima giornata.
Passiamo ai Leoni del Benetton, passiamo al rugby, tutti volevano la vittoria e vittoria è stata, hanno vinto il match di ritorno contro Lione e ora guardano con un pochino più di fiducia ai prossimi incontri che sono 2 con le Zebre. Sentiamo il servizio che arriva direttamente da Monigo con Marco Lazzaroni. Allora, Lazza, un'ottima prestazione, cominciata forse come settimana scorsa a parti invertite, nel senso 2 mete subito da parte nostra, poi loro invece che si sono nuovamente fatti sotto e lì la gara poi è stata veramente punto a punto. Sì, sicuramente abbiamo iniziato veramente molto bene la partita, preparata veramente bene in settimana. Giocavamo contro una grande squadra perché hanno la miglior difesa della Francia, sono davvero una squadra veramente competitiva, quindi sapevamo che la partita non si poteva concludere il primo tempo, i primi 20 minuti, piuttosto che i secondi 20 minuti. È stata una partita punto a punto, come dicevi tu, davvero costruita, sofferta per alcuni versi, su alcuni tratti della partita, però finalmente possiamo dire insomma, che siamo usciti noi vincitori sul finale. Dopo alcune settimane in cui il risultato, come dire, stentava ad arrivare, finalmente è arrivato anche attraverso la tua meta. Cosa vuol dire per la squadra anche in termini di morale? Allora, diciamo che sono state le settimane difficili perché quando vedi che lavori sempre bene, lavori duro in campo, pioggia, vento, freddo e non raccogli proprio quello che semini, può essere che ti butti un po' giù, no? Però in realtà ci siamo detti che dobbiamo credere nel processo che stiamo creando, no? Quindi di non pensare il risultato viene in un secondo momento. È anche poi una questione della palla ovale, ci sono tante questioni che si possono tirare in ballo, però sono sincero, abbiamo sempre lavorato settimana per settimana con consistenza, con focus, con dedizione. Sapevamo che è un inizio stagione un po' particolare per tutto quello che riguarda la fase del mondiale, tutte queste cose qua, però possiamo dire che il lavoro paga sempre e se non paga magari la prima partita, paga magari la seconda, la terza, è tutto a lungo termine, è un investimento sempre a lungo termine lavorare duro, quindi posso dirti che è sicuramente una vittoria che ci fa quasi ripartire la stagione, no? ce la svolta un attimo come morale, anche vediamo che quello che stiamo facendo in campo durante la settimana paga. Bene, questo era Marco Lazzaroni che ha fatto un po' il bilancio appunto di questa importante vittoria per i Leoni. Adesso diamo un'occhiata alla ricca pagina del calcio, cominciando dalla Serie A dove l'Inter e la Juventus sono in testa appaiate a 39 punti. Ieri sera c'è stato il pareggio della Fiorentina appunto con l'Inter che ha costretto appunto la formazione di Conte ad essere in testa alla classifica con la Juventus. La giornata termina questa sera con l'ultima gara alle 20:45 Cagliari-Lazio. Nella mattinata poi intorno a mezzogiorno ci sono stati gli abbinamenti per quanto riguardava le coppe a Nyon, abbinamenti con la Juventus che ha pescato il Lione, il Napoli che ha pescato il Barcellona di Messi e l'Atalanta il Valencia. Andiamo in Serie B dove le venete e le friulane si stanno comportando più che bene, c'è il Benevento di Pippo Inzaghi sempre in testa con 9 punti di vantaggio sul Pordenone di Tesser che ha vinto a Cosenza per 2-1. Il Cittadella si è fermato con l'Ascoli, ha perso 1-0, il Chievo ha ceduto 3-2 allo Juve Stabia, mentre il Venezia non è andato oltre uno squallido 0-0 contro lo Spezia. La Serie B femminile invece ha visto il Permac Vittorio Veneto in casa al Barison contro il Cesena pareggiare per 1-1 e ha dato qualche segnale di risveglio la formazione di Bortoluzzi. Il prossimo turno comunque si giocherà con l'anno nuovo, precisamente il 5 gennaio prossimo. La Serie C maschile, la Nerossi Vicenza del Patron Rosso con 4 punti di vantaggio sul Carpi, a 36 c'è il Padova, la Nerossi che passa 3-0 ad Imola con l'Imolese, la Virtus Verona che vince a Fano, l'Arzignano che perde in casa per 1-0 contro il Cesena, la Triestina passa a Rimini per 1-0, mentre questa sera il Padova sarà a Reggio Emilia alle ore 21 per chiudere la giornata numero 19.
La Serie D invece si è chiusa ieri con Campodarsego a 39 punti, Legnago a 33, Cartigliano a 32, queste le prime tre. Montebelluna in mezzo alla classifica a quota 24 dopo la vittoria importante del Monte per 1-0 a Belluno. Il Mestre ha fermato sullo 0-0 la capolista Campodarsego di Andreucci, mentre hanno vinto Adriese, Legnago e ancora sempre di più la sorprendente Union Feltre. L'eccellenza è il nostro campionato che guardiamo con più attenzione. Nel girone A Giorgione vince ad Abano per 1-0 e riduce così a 3 punti lo svantaggio dalla capolista Sona. Lasciamo il girone A e passiamo al girone B, dove il San Giorgio Sedico perde 1-0 a Sandonà di Piave, e Sandonà che riapre per l'ennesima volta, se vogliamo, il suo campionato dopo essersi fermata, dopo aver cambiato giocatori e dopo aver cambiato il tecnico. Si ferma anche il Portogruaro in casa, sconfitto da un sorprendente Lia Piave per 1-0. Il Porto Mansuè sale a punti 25, uno in meno del Portogruaro. Nella bassa classifica il Montello è ultimo a 9 punti dopo lo 0-0 con lo Spinea di ieri. Pareggio annuale anche per il QDP che va a 13 punti con la Robeganese. 14 punti per l'Union Pro che ha perso 2-1 contro l'Eclisse Careni Pivigina. Real Martellago a 15, Lia Piave e Vittorio Veneto a 16. L'Eclisse sale a 17 con 6 risultati utili, 4 vittorie consecutive e domenica prossima affronterà in casa il Portogruaro. Ricordo che se volete vedervi e rivedervi la partita tra l'Eclisse Careni Pivigina e l'Union Pro la scoprite sui canali YouTube e Facebook di www.venetoglobe.com e di www.streamingsport.it, se non erro. Promozione, girone D, Opitergina capolista a punti 33 dopo la vittoria per 3-0 contro il Godega, Treviso al secondo posto a punti 27 dopo la vittoria a Spresiano contro il Lovis Spresiano, Fontanelle e Noventa a 26 punti. Torniamo sul basket. In Serie A2 femminile il Ponzano al Palacicogna contro l'Alpo ha perduto per 64-58 ed è scivolato al quartultimo posto in classifica. Prima di Natale trasferta insidiosa come sempre a Udine per le ragazze del nuovo tecnico Nicolas Zanco. In Serie B maschile invece la Rucher Sanve contro la Sangiorgese, quartultima in classifica, si prende la vittoria per 71-71 a 5-4-54. Si ferma Padova e in testa rimangono in due, ovvero la Rucher Sanve e Bernareggio. Ora, prima di Natale, trasferta per gli uomini di Mian contro l'Olginate, quartultima della classifica. Se volete rivedere la partita appunto che oppone la Rucher Sanve contro la Sangiorgese, sempre sui canali YouTube e Facebook di www.venetoglobe.com. Andiamo a Jesolo, dove si è conclusa ieri, domenica, la Youth League di Karate sul tatami del Pala Invent, una manifestazione a livello internazionale che ha mosso una grande fetta di appassionati, di sportivi, di turisti e di tanti amanti del karate. Sentiamo il nostro servizio conclusivo con Salvatore Loria, che è allenatore federale del Kumite e che stava sezionando, guardando e scoprendo nuovi talenti. E vedo lo stemmino della nazionale italiana, quindi immagino che tu sei l'allenatore del gruppo senior, mi dicevi, e sei qui per guardare le promesse, i futuri campioni. Beh sì, io alleno la nazionale senior, Under 21, siamo in preparazione per le varie gare di qualificazione per le Olimpiadi, per Tokyo 2020, ci aspetta un gran lavoro, stavo lavorando fino ad oggi con un gruppo di ragazzi da Semeraro a Torino e la prossima settimana siamo in ritiro con l'assegno Under 21 dal 16 al 19 per continuare il lavoro di preparazione. Sono qua oggi appunto perché in questo bel palcoscenico in Italia abbiamo questa gran gara che è una gara importante e sono anche qua per guardare il nostro futuro perché insomma abbiamo bisogno di prendere nuove leve nel futuro e di continuare il nostro percorso di alto livello. Ecco, hai parlato di un percorso di alto livello che deve continuare, quindi per questo insomma, come sta andando il movimento italiano?
Beh, il movimento italiano è un movimento importante, basta pensare che nelle gare internazionali abbiamo sempre un gran numero di atleti. Il karate in Italia viene praticato da bambini, c'è un gran numero di ragazzi. Il livello internazionale sta crescendo tanto, la parte agonistica, quindi il livello agonistico, l'intensità tanto, e in questa gara si può notare appunto quanto il livello agonistico sia alto già alle età minori. Uomo, donna? Uomini e donne hanno tutti lo stesso livello, uomini e donne. La cosa bella del karate è che insomma, si è evoluto nel tempo con le donne, c'è un gran gruppo femminile, ci sono tante donne che praticano karate e anche di livello molto, molto buono, perché comunque come capacità abbiamo la mobilità articolare, le donne hanno geneticamente anche una buona mobilità articolare, una buona rapidità, una buona coordinazione, quindi insomma è uno sport per gli uomini e per le donne. Un'ultima battuta su questo impianto, che dici, lo conoscevi già? Beh, io questo impianto lo vedo per la prima volta, devo dire che ha un bel colpo d'occhio, sia da fuori che all'interno. Questa è una gara che ha appunto tutti i livelli internazionali, quindi complimenti all'organizzazione e chi sta facendo questo lavoro di Youth League. Buon lavoro a te e speriamo in grandi successi italiani allora. Speriamo, grazie. Abbiamo concluso quest'oggi con il karate da Jesolo e allora noi vi diamo appuntamento a domani con altre notizie, altre informazioni, altri servizi ed altre interviste. A tutti voi, buona giornata.